Bombe vicino alla macchina, il video in diretta dell'attacco all'auto del giornalista freelance Claudio Locatelli, padovano d'adozione in Ucraina per documentare la guerra. Per lui fortunatamente ferite lievi. Attesa finita venerdì mattina nel Duomo di Lonigo i funerali di Davide Rebellin, il campione travolto e ucciso dal camion pirata a Montebello Vicentino. Lo sfogo in lacrime su Instagram della ciclista trevigiana Laura Tomasi, urtata ieri da un'auto che le ha tagliato la strada mentre si stava allenando. Solo per un miracolo non si è consumata la tragedia. La Regione approva una delibera per standardizzare l'assegnazione delle priorità sulla ricetta rossa, una scelta che ha fatto arrabbiare l'ordine dei medici. Oggi ennesimo grave incidente lungo l'autostrada A4 e domani a Roma al Quirinale andranno i 22 sindaci del tratto maledetto dell'autostrada. Padova e Verona tra le città più care d'Italia. Nella città del Santo un'inflazione che pesa sulle famiglie per oltre 2.800 euro l'anno, i rincari avvertiti anche dai commercianti. Stop ai cellulari in classe, arrivata nelle scuole la circolare del ministro dell'istruzione Valditara. Molti d'accordo tra gli studenti, la norma di fatto c'è già, dicono, ma è giusto regolamentare le situazioni. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Questi avete sentito i titoli delle principali notizie di quest'oggi, ma cominciamo subito con il nostro sondaggio del martedì, che è appunto dedicato ai ciclisti in pericolo. Imporre una distanza di sicurezza, questo è il quesito al quale vi chiediamo di rispondere con una chiamata gratuita ai numeri che vedete in sovraimpressione. Come sempre il risultato del nostro sondaggio verrà reso noto questa sera a Ring, in onda su Antena 3 a partire dalle 21:15. Ed ora la cronaca: è stato ferito in Ucraina il giornalista padovano d'adozione Claudio Locatelli. L'auto sulla quale viaggiava il freelance è stata colpita da una bomba. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai con la macchina! Vai, dove vado? Vai indietro, vai indietro, vai indietro, vai indietro! Ha ripreso il momento in cui le bombe esplodono vicino alla sua auto, il video in diretta dell'attacco alla macchina del giornalista combattente Claudio Locatelli, che è tornato in Ucraina per documentare la guerra. Locatelli, padovano di adozione, in questi giorni a Kherson. Va bene, un po' di sangue sul collo, ma niente di grave. Basta, ora vai tranquillo. Niente, ci hanno appena colpiti, io sto un po' sanguinando, niente di grave. Nick sta facendo una manovra evasiva per uscire. Ieri l'auto su cui viaggiava con alcuni colleghi della stampa estera è stata colpita da una bomba. Locatelli è rimasto leggermente ferito all'orecchio ed ha continuato a documentare il bombardamento. Ragazzi, ci è andata bene, Dai. Frammento sulla portiera dove ero io, considerando che la Vesta, le plate davanti e dietro, sarebbe entrata letteralmente nel mio fianco, e penso che adesso sarei morto, forse no, però sarei in una condizione non esattamente agevole. Per fortuna solo l'esplosione dal mio lato ha fatto solo frammentare il vetro. La macchina con le insegne presse era ben segnalata, quindi secondo Locatelli si è trattato di un raid intenzionale. Dopo aver riparato il mezzo e medicato le ferite, il giornalista insieme ai colleghi è riuscito a mettersi in salvo ed uscire dal luogo del bombardamento. Addio al campione Davide Rebellin, fissata la data dei funerali, si terranno venerdì nel Duomo di Lonigo. Sarà l'ultimo e partecipato addio al campione, allo sportivo che con le sue prodezze ha conquistato i cuori e inorgoglito i concittadini. Nella tarda serata di ieri è arrivato il nulla osta della procura per celebrare i funerali di Davide Rebellin, l'ex ciclista morto il 30 novembre a 51 anni a seguito di un incidente a Montebello Vicentino in cui è stato travolto da un camion pirata. Esequie che si celebreranno venerdì 23 dicembre al Duomo di Lonigo a partire dalle 9:30. Prima sarà dato spazio, un po' di spazio anche per le persone che vogliono ricordare o testimoniare il loro affetto, oppure anche dei ricordi sportivi con Davide, e dopo la cerimonia Davide sarà tumulato nel cimitero di Madonna di Lonigo. Davide era una persona molto semplice, molto alla mano, e quindi ben voluto da tutti quanti lo ricordano benissimo.
Alle 10 poi si svolgerà il rito in Duomo, celebrato da Don Matteo Nicoletti. Prevista la partecipazione di autorità dalla politica allo sport che porteranno l'ultimo omaggio al campione e si stringeranno attorno alla famiglia perché sarà l'intera comunità a piangerlo. L'amministrazione comunale aveva già annunciato la volontà di indire il lutto cittadino nel giorno dei funerali che sono stati rimandati 2 volte per evitare che vizi di procedura potessero inficiare la validità degli esami autoptici che si sono svolti ieri all'ospedale di Vicenza. Ed un'altra tragedia sfiorata è quella che ha visto protagonista la ciclista trevigiana di Miane Laura Tomasi, professionista, colpita ieri da un'auto che le ha tagliato la strada a Forte dei Marmi in Toscana, dove si stava allenando. Solo per miracolo non si è consumata una tragedia. Sentiamo le sue parole in uno sfogo che è diventato un drammatico appello postato su Instagram. Io vorrei fare questo video perché forse fa pensare a qualcuno. È successo che sono in allenamento da sola, in parte alla strada, e in una rotonda una macchina mi ha completamente tagliato la strada, mi è venuta addosso. Non è successo niente perché per fortuna sono stata in piedi e non sono caduta, ma è stata solo fortuna. E io ho paura ad andare per strada ad allenarmi e questo non è giusto. Io dovevo essere libera e contenta, soprattutto quando sono da sola e in parte ad allenarmi. E io ho paura perché non so cosa se la gente mi ha visto, non so perché, ma io ho paura ad allenarmi e questo non è giusto. Quando sei in macchina devi pensare che la persona in bicicletta è l'utente debole e se al posto mio ci fosse stato magari qualcun altro un po' meno lesto o un po' meno fortunato, poteva andare tanto peggio. Non posso fare il mio lavoro avendo paura di continuo. Questo non è giusto. E vorrei che magari questo video facesse pensare le persone che sono d'accordo con il prendine sotto uno per educarne 100. Perché non educhi nessuno, rischi solo di ammazzarlo. Quindi spero faccia riflettere qualcuno. Cambiamo argomento. La Regione approva una delibera per standardizzare l'assegnazione delle priorità sulla ricetta rossa, una scelta che ha fatto arrabbiare l'Ordine dei Medici, che quest'anno ha dovuto gestire anche un numero importante di provvedimenti disciplinari. La priorità non è una fantasia del medico, ma è un atto medico. È il medico che si assume la responsabilità di dire che quel paziente, per quel momento, in quel contesto, che non è sovrapponibile a quello di nessun altro, ha bisogno della visita in quei tempi. L'ultimo colpo per la categoria dei medici di medicina generale in carenza ormai cronica di organico è la delibera approvata dalla Regione il 16 dicembre, nemmeno condivisa con l'Ordine. Fissa le priorità da indicare in ricetta medica sulla base di sintomi conclamati. Uno schiaffo alla professione per il presidente Domenico Crisarà. La delibera varrà a decorrere dal 1° di gennaio. C'è un professionista della salute che ha stabilito che quelli devono essere i prezzi. Al di là delle giustificazioni e delle questioni amministrative, le mancanze di personale ed altro. Cioè bisogna mettersi in testa che una priorità non è una fantasia. Crisarà, che oggi sceglie di farsi somministrare pubblicamente la 4ª dose per spingere la campagna vaccinale contro il Covid alla luce anche del flop di quella contro l'influenza. Sono drasticamente diminuite le vaccinazioni antinfluenzali e questo è quello che ci preoccupa di più. A Padova si è vaccinato solo il 50% della popolazione che lo scorso anno aveva aderito alla campagna contro l'influenza. Non solo. C'è purtroppo un fenomeno non molto edificante che è quello di alcune persone, ma non sono solo alcune, che fanno i tamponi fai da te
e dopodiché se sono positivi tacciono tranquillamente e non dicono di esserlo, e quindi il contagio non è neanche tanto come dire, controllabile. Un 2022 che chiude con numeri importanti. A pesare sul lavoro dei medici, denuncia, criserà anche la burocrazia, con 84 pratiche disciplinari gestite e oltre 3.000 protocolli emessi per la verifica dell'adempimento all'obbligo vaccinale. Alla fine i provvedimenti di sospensione dell'esercizio della professione saranno 252. Tantissime energie sono state buttate letteralmente via in questa attività. 2 visite alla guardia medica e 2 accessi al pronto soccorso. Andrea Naliato, padre di 2 figlie piccole, morirà dopo una settimana. La procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo. 6 indagati per omicidio colposo. I familiari di Andrea Naliato, papà di 40 anni deceduto per aneurisma cerebrale il 3 novembre scorso, hanno presentato un esposto in procura per capire se dietro la morte dell'uomo ci sia l'ombra della malasanità. L'inchiesta è stata aperta ed è a carico di 6 professionisti sanitari, gli stessi che avevano visitato Andrea, che da tempo lamentava un forte mal di testa. L'uomo, residente ad Arre, si era presentato per ben 2 volte in guardia medica e al pronto soccorso dell'ospedale di Schiavonia lamentando dolori alla testa. Era il 26 ottobre quando l'esito della prima visita in guardia medica era una diagnosi di pressione alta curata con terapia farmacologica. L'accesso all'ospedale di Schiavonia è del 28 ottobre, il secondo accesso del 31 ottobre. Le TAC eseguite avevano dato esito negativo. Il 3 ottobre Andrea Naliato morirà. È stata disposta l'autopsia. Ed in merito alla vicenda di Andrea Naliato, l'azienda ULSS 6 Euganea ha reso noto che ha già iniziato ad adottare i provvedimenti necessari ad accertare i fatti per quanto di competenza. Il suo interesse è fare piena luce sull'accaduto. Ennesimo incidente questa mattina lungo l'autostrada A4 alla vigilia dell'incontro a Roma con i sindaci del Veneto orientale per portare al Quirinale il problema del completamento della terza corsia. Saranno 22 i sindaci del Veneto orientale che domani andranno a Roma per chiedere un'accelerazione dei lavori per la realizzazione della terza corsia lungo l'autostrada A4, nel tratto maledetto che va da San Donà a Porto Gruaro, teatro di gravi incidenti, il più delle volte mortali. Quando 22 amministratori decidono di chiedere udienza al Capo dello Stato è perché non ne possiamo più. Questa così pletora di soggetti, rivolgersi al Presidente della Repubblica significa chiedere il suo aiuto perché ci aiuti effettivamente a velocizzare questa vicenda. Ogni mese che trascorre si allunga la lista degli incidenti e purtroppo dei feriti e quindi anche dei morti. L'ultimo stamane, poco dopo le 7, nel tratto compreso tra Latisana e Porto Gruaro in direzione Venezia. 2 tir si sono scontrati, una persona è rimasta gravemente ferita. La proposta, condivisa anche dalla Fondazione Think Tank Nord-Est, formata da imprese e associazioni di categoria tra Veneto e Friuli, che però vuole sia coinvolto anche il ministro Salvini, è quella di adottare il cosiddetto metodo Genova. Non possiamo aspettare il 2026 per veder finita un'opera di 30 chilometri di strada normalissima. È ineccepibile nel 2023, deve finire almeno un anno prima e ci sono i modi per finirla e chiederemo che adottino il sistema del commissariamento del ponte di Genova lavorando 3 turni a giorno. Nel frattempo però noi vorremmo anche che si pensassero a tutte quelle misure di mitigazione della velocità o tutto quello che può concorrere per aumentare la sicurezza nel tratto, che passi attraverso il potenziamento della polizia stradale che già sta facendo un lavoro egregio, che passi attraverso la presenza di tutor o di altri sistemi perché si possa andare più piano. La politica, ora non si placano le polemiche dopo l'esito del congresso provinciale della Lega a Padova. La compagine di Roberto Marcato e Fabrizio Boron contesta l'esito del voto e vuole fare ricorso. Se oggettivamente i numeri hanno assegnato la vittoria a Nicola Pettenuzzo, che da domenica è il nuovo segretario provinciale della Lega Padovana, la fotografia che emerge è di un carroccio spaccato a metà.
Pettenuzzo infatti ha vinto 419 a 390, quindi con soli 29 voti di differenza da Michele Giraldo, candidato dell'ultima ora, sostenuto dagli amministratori regionali e dallo stesso Fabrizio Boron, che insieme a Michele Rettore ha fatto un passo indietro per convergere sulla candidatura unica di Giraldo. Un risultato, quello del sindaco di Brugine, che ha il sapore di una vittoria. Fabrizio Boron, come Roberto Marcato e l'europarlamentare Tony Darè, infatti, puntano il dito su una cinquantina di nuovi iscritti che si sono presentati a votare domenica allo Sheraton. E considerando che il congresso è stato un po' viziato, le liste non ci sono state fornite, è stato convocato la domenica prima di Natale avvertendoci 7 giorni prima. Sono stati fatti militanti anche nell'ultima settimana pre-congressuale, 50 militanti nuovi. Hanno organizzato il tutto senza coinvolgere ovviamente anche noi. Quindi di fronte a tutto questo 29 voti sono niente. Anzi, secondo me il vero vincitore è Michele Giraldo, che ha dimostrato come la base, i militanti, come c'è voglia di reazione di fronte a un partito e a un movimento che ormai si è seduto solo nella spartizione delle sedie. Se l'ala dei parlamentari, guidata dal commissario regionale Stefani e dai sottosegretari Massimo Bitonci e Andrea Ostellari, parla ora di ripartenza della Lega, che deve essere unita, gli umori e le tensioni percepite domenica allo Sheraton durante il congresso mostrano profonde rotture tra le due fazioni. La vera divisione è stata creata nella gestione del partito degli ultimi 3 anni, dove poche persone sedute dentro a un ufficio hanno deciso vita e morte di qualsiasi cosa che riguardasse la Lega. La resa dei conti è attesa con il congresso che tra 2 mesi eleggerà il nuovo segretario veneto, una sfida ancora aperta, visto che domenica sono stati eletti delegati anche qui esattamente divisi a metà, 50 filoparlamentari, 45 della base. Oggi c'è la necessità di continuare assieme, di dare forza al partito. Io è questo che dico al nuovo segretario e al nuovo direttivo eletto. Lì dentro si fanno le scelte. Chi riceve ordini e applica ordini solo perché gli arriva una telefonata romana sappia che metterà ovviamente a rischio l'esistenza stessa del partito. E Nicola Pettenuzzo, il neosegretario della Lega Padovana, ospite ieri sera a Ring, risponde alle polemiche innescate, appunto avete sentito, da una parte del partito che nutre dubbi sul tesseramento di questi 50 militanti nell'ultima settimana. È una storia che sta girando da qualche giorno, ma francamente, come ho detto più volte ai giornali, io sono contento e sereno, anzi scusate, sicuro e sereno che queste 50 militanti non esistano. Di militanti so che ce ne sono 945, ieri ne sono venuti a votare 809, 810, mancano ancora 135 militanti che non sono potuti venire a votare, pertanto anche se dovessimo fare tutti i conti matematici che sono stati fatti con una certa precisione, visto che abbiamo esperti in questo, io penso che bisognerebbe avere avuto la fortuna che tutti fossero venuti a votare e che quindi ci fossero tutte le espressioni di voto dei singoli militanti in maniera tale da avere un conto preciso. Trovo che comunque continuiamo sempre a farci del male e quindi spero di riuscire a invertire questa tendenza e questa realtà attraverso quello che sarà il mio lavoro come segretario, nel pieno rispetto di tutti e nel pieno rispetto delle regole, dello statuto, di tutto quello che è la Lega. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco. TG del Veneto, rieccoci in studio. Padova è tra le città più care d'Italia, con un'inflazione che pesa sulle famiglie per oltre 2.800 euro l'anno.
29° posto, Padova è tra le città più care insieme a Verona in Italia. Il primato che porta la città del Santo insieme a quella scaligera in testa alla classifica delle città più care anche del Veneto è dato dall'inflazione e fa riferimento alla spesa aggiuntiva annua calcolata dall'Unione Nazionale Consumatori. Dunque succede che a Padova una famiglia spende in media 2.816 euro in più all'anno, mentre Vicenza ne spende 2.770, Treviso 2.700. Un dato che rischia di avere un effetto domino anche sulle spese per questo Natale, come confermato dal presidente di Confesercenti Nicola Rossi. I nostri commercianti la rilevano, la sentono e purtroppo prevedono, se non voglio dire in tutti i comparti, però in alcuni comparti un calo determinante. Ci sono dei segmenti come la ristorazione, le strutture ricettive che dovrebbero comunque riuscire a mantenere inalterati i livelli dei ricavi. In testa alla classifica dei capoluoghi delle città più care c'è Bolzano, dove l'inflazione è pari a 12,3%, al secondo posto c'è Bologna. Il rialzo dei prezzi ritocca così la spesa media annua. L'Associazione Nazionale Consumatori ha già calcolato aumenti di media del 37% per pandori e panettoni, con punte del 59%. Aumenti vertiginosi anche per gli alberi di Natale sintetici, 40%, per le decorazioni si calcolano rialzi del 20%. Un Natale più caro dunque, su cui incombe, denunciano le associazioni, lo spettro della speculazione. Stop ai cellulari in classe, il ministro dell'istruzione Valditara ha diffuso una circolare in tutte le scuole. Sentiamo gli studenti padovani. Praticamente quasi tutti lo usiamo durante le lezioni. No. Ma il regolamento della scuola non lo vieterebbe? Sinceramente non lo so, quindi alzo le mani. C'è un regolamento che lo vieta, però diciamo che nessuno lo rispetta al massimo. Alla fine tutti più o meno usiamo il telefono anche per cose minime, come guardare l'ora o a volte anche usarlo e basta. Secondo me, non dico che non è giusto, però ci dispiace, ecco. Sinceri e spontanei come sono i ragazzi. Usate il cellulare in classe? Sì, la risposta. Una consuetudine pericolosa con immagini registrate e condivise sui social o puntuali distrazioni per chi sui banchi dovrebbe imparare. Da qui la circolare del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, che richiama il rispetto del documento datato 15 marzo 2007 che vieta l'uso di dispositivi elettronici a scuola se non per fini didattici. I regolamenti d'istituto e i patti di corresponsabilità delle scuole parlano già chiaro, ma come dicevano i latini, repetita iuvant, e così la pensano anche altri studenti. Penso sia giusto eliminare i telefoni a scuola e usarli in modo corretto, cioè quando i professori lo chiedono o insomma, sì, nel momento adatto e non per cavolati. Uno strumento che, precisa la circolare, si può usare in classe a scopo didattico, un modo nuovo di apprendere, raccontano gli studenti. Cosa fate con il cellulare quando ve lo chiede la prof? Diciamo che compiliamo moduli magari, oppure cerchiamo delle cose su internet. Economia, tipo per la calcolatrice. O tipo a fisica, se dobbiamo fare dei quiz online. Esatto. Tipo sui vulcani abbiamo usato il telefono per fare un quiz. È giusto che lo vieti? No, secondo me è giusto avercelo in classe perché comunque siamo in un'altra epoca, però per motivi didattici. Venerdì sera. Ed è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, ci salutiamo con le previsioni del tempo, il meteo, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Benvenuti al meteo. Solstizio d'inverno, pressione atmosferica in calo, veloce passaggio piovoso sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 21 dicembre. Sul Veneto sarà in prevalenza nuvoloso in pianura, sulle zone montane nubi più irregolari alternate a schiarite al mattino. Saranno poi probabili delle deboli precipitazioni sparse nel corso del pomeriggio con eventuali nevicate oltre i 2000 metri. Temperature in lieve aumento, minime tra 1 e 4 gradi, massime invece comprese tra i 4 e gli 8 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui, come vedete, la grafica ci mostra che il cielo sarà nuvoloso. Non del tutto esclusa la possibilità di debolissime precipitazioni, tuttavia piuttosto isolate.
Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 4 e 7 gradi, massime invece tra i 7 e i 10 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Poche novità, coperto ma asciutto inizialmente, piogge deboli e sporadiche nelle ore pomeridiane. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime sui 6 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.